Le nostre campagne sono quelle tipiche delle campagne della Sardegna, quindi quello che caratterizza maggiormente il nostro territorio è proprio la pluricoltura, quindi l'alternanza di diverse culture, il vigneto, l'oliveto, il mandorletto, ma anche il pascolo, il campo di cereali, di grano. Noi pensiamo che anche salvaguardare una vecchia vigna abbandonata ad alberello, quello possa contribuire a mantenere inalterato il territorio. Quindi ci è capitato in alcuni casi di acquistare dei vigneti abbandonati e piuttosto che magari estirpare e impiantare una nuova vigna abbiamo preferito restaurarla, tra virgolette. Le uve prodotte da vecchie vigne hanno delle caratteristiche totalmente diverse rispetto a delle uve prodotte da vigneti giovani. Una vecchia vite ha raggiunto il suo equilibrio vegeto-produttivo, quindi produce esattamente lo stesso tipo di uva e quindi il vino che ci ritroviamo a tavola o in botte è un vino molto più concentrato, molto più equilibrato dal punto di vista di tutti i suoi parametri. Bisogna cercare di preservare questi vigneti non solo appunto per le caratteristiche che hanno che sono fondamentali chiaramente nel bicchiere, ma anche proprio a livello paesaggistico. Sono proprio dei vigneti, sono dei musei a cielo aperto.